Buonasera, ultima puntata settimanale dell'Analisi. Oggi ritorniamo a parlare di politica e lo facciamo con Antonio Satta, segretario nazionale dell'UPC, anche componente del direttivo dell'ANCI, nonché sindaco di Padru. Benvenuto. Buonasera. Partiamo dalla Regione Satta, da questa revisione unilaterale, no, del patto di stabilità che è considerata come una sorta di sfida allo Stato. La Sardegna è la prima regione italiana che attua questa disobbedienza, anche se potremmo definirla una mossa obbligata, perché si recuperano 1 miliardo e 200 milioni e senza i quali la regione a quanto pare non potrebbe neanche pagare gli stipendi. Che idea si è fatta? Ma per adesso è soltanto una proposta, perché non c'è un deliberato ufficiale al riguardo. Il piatto di stabilità è la battaglia principe per tutti i comuni d'Italia, la battaglia che l'ANCI porta avanti tutti i giorni. Qualche sindaco ha già sforato il patto di stabilità, parlo del sindaco di Torino che non è l'ultimo arrivato, anche gli altri sindaci. Noi stessi abbiamo annunciato, tutti gli altri sindaci, che la settimana prossima noi avremmo annunciato: da oggi noi paghiamo, perché davvero il comune è lo sportello più vicino alla gente, quello che deve dare le risposte. Se tu non gli dai gli strumenti, chiaramente è il fallimento totale. Quindi il problema vero è lo Stato, il governo in questo caso, e la Regione cerca di reagire come è giusto che sia. Andiamo avanti però con determinazione, senza chiudere il problema del patto di stabilità. Siamo destinati a davvero un vero e proprio fallimento, cioè a chiudere i comuni, ecco, che è l'unico strumento che ancora mantiene in piedi uno Stato democratico. Ecco, proprio questo volevo chiederle, ma lei pensa che ci possa essere una sorta di effetto domino dopo questa mossa, insomma, della Regione? Cioè anche i comuni a quel punto decidono di non rispettarlo più, o almeno non con quei parametri? Sì, di certo in molti comuni. Io stesso ho deciso proprio ieri di andare avanti, perché tra l'altro nel momento in cui noi abbiamo degli impegni, ma io faccio un esempio clamoroso, direttore. Cioè noi abbiamo avuto un'alluvione nel mio comune nel 2009 che ha registrato anche un morto. C'è una deliberazione di giunta del fine anno del 2011 e non riusciamo ad avere i soldi per fare le opere che servono per mettere a posto l'alluvione, cioè sono andato dopo 1000 assistenze un 10%. Ma tutto il resto non si va avanti, partiamo con gli appalti perché ci sono le determine, poi non arrivano i soldi, ma l'impresa che investe, che anticipa, poi a chi li chiede i soldi? Chiede all'ente con il quale ha fatto il contratto. E se si va in causa, chi è che paga? Il comune. Come paga il comune? Però c'è un problema tecnico che ci diceva proprio qui all'Analisi il sindaco di Olbia Giovanelli, al quale ho fatto la stessa domanda qualche tempo fa, e lui diceva: noi non possiamo sforare perché se lo facessimo ci chiamerebbe in causa personalmente la Corte dei Conti, e in più il dirigente non firmerebbe. E certo, c'è questo aspetto qua. Nei piccoli comuni è ancora diverso, perché nei piccoli comuni non ci sono i dirigenti, c'è il funzionario responsabile che sono nominato con decreto del sindaco. Il sindaco può anche avvocare la competenza a se stesso o agli assessori, per cui è una decisione che prenderemo sotto l'aspetto Rischiando di volta. Ma dico, noi siamo certi di andare incontro a una risposta importante, seria, senza la quale muore la gente. Non è che muore, non si fa la strada, non si fa un pezzo di scuola migliore, muore la gente, disperata. Quindi non è molto d'accordo con la reazione che è giunta da alcuni settori del centro-sinistra, che questa sia stata una mossa elettoralistica, no? Visto che ci avviciniamo alla fine legislativa. No, diventa mossa elettoralistica se non viene attuata, è ovvio. Noi aspettiamo le risposte, perché i proclami non ci interessano più, perché tra l'altro il fatto che adesso siamo praticamente in campagna elettorale per le regionali, si vota a febbraio, una scadenza naturale, si è annunciata una grande rivoluzione di questa giunta, che poi è la stessa, c'è soltanto uno perché è stato un rimpasto, ma con una novità, una sola novità, che poi riguarda l'uscita di La Spezia, perché si è candidato in un'altra formazione politica, e quindi di fatto è la stessa giunta con questi proclami. Poi ci lasciano pensare, se guardiamo quello che è successo in questi 4 anni. Quindi io non sono preoccupato, sono realisticamente preoccupato sotto questo punto di vista. Però io, come espressione anche rappresentante dell'ANCI a livello nazionale della direzione, io sto chiamando un po' a raccordo tutti i sindaci, perché insieme facciamo quest'opera, perché ormai senza la presenza dei sindaci non si muove nulla.
Senta, in vista ci sono anche una serie di altri provvedimenti di cui si discute molto che riguardano il taglio della spesa, no? Ad esempio la soppressione di tutte le province, del CDA degli enti, il dimezzamento di ASL, consorzi provinciali. Cosa non la convince di questo pacchetto? Guardi, non mi convincono sempre i proclami e gli annunci. Io sono d'accordo che si facciano delle scelte di semplificazione che riguardino tutti, cioè non è accettabile che si taglino 4 province e se ne lasciano 4. Se sopprimiamo tutte le province come è avvenuto in Sicilia, come è previsto nel programma se va avanti un governo qualunque a livello nazionale, allora deve accettarlo perché questo presuppone che c'è una nuova riorganizzazione dei territori, dove i territori, è sempre qui i comuni che diventano protagonisti, potranno portare avanti insieme quelle che sono le problematiche di quel territorio. Io posso dire una cosa, se mi permette. Certo. Quando ero assessore regionale agli enti locali e finanze urbanistiche, io preparai una legge che trovò tanti ostacoli, ma poi andare avanti. Io portai via i soldi dagli assessorati per darli ai comuni, senza vincoli di destinazione. Salvai molti comuni piccoli dalla bancarotta. Tuttora i sindaci di un tempo che mi incontrano mi dicono grazie perché grazie a questo provvedimento siamo riusciti ad andare avanti. Dopo 3 anni è stata modificata e oggi la Regione ha ripreso a dare incarichi di progettazione, direzione dei lavori, progetti e così via, competenze che sono esclusive degli enti locali. E quindi io sostengo che la riforma vera è la riforma che riguarda la Regione, finché la Regione non diventerà soltanto ente di indirizzo, di programmazione, di controllo, il resto degli enti locali, non potremo mai avere una riforma vera che incida realisticamente in quelle che sono le prospettive e le attese della gente, cioè la soluzione e le risposte ai problemi veri che ci tocca da vicino. Senta, cosa la preoccupa maggiormente del momento politico attuale così delicato? A Roma, insomma, le speranze di formare un governo che stia a galla, insomma, sono un po' ridotte al minimo. Cosa si augura che accada? Ma il Paese ha bisogno di un governo. La situazione è quella che purtroppo sembra portare al fatto che governi veri, stabili non se ne possono fare. Allora, quantomeno si abbia la responsabilità di mettere in campo un governo che faccia quelle 2 o 3 cose fondamentali. Posso dire, la legge elettorale deve essere necessariamente modificata, anche se sarà difficile perché in 2 anni non sono riuscito a trovare l'accordo, però la legge elettorale, il patto di stabilità, la legge finanziaria quindi, e altre leggi fondamentali, e poi si abbia il coraggio di rivolgersi agli elettori con un programma serio. E anche su questo io mi farò carico di coinvolgere i sindaci, ma di sindaci dei piccoli comuni che sono esclusi. Altro che grillini, i sindaci sono coloro i quali sentono i problemi e pongono le proposte da risolvere. I problemi ci sono, ci vogliono le risorse, occorre fare una diversa programmazione delle risorse nei confronti dei territori e mettere in condizioni coloro i quali, ripeto, sono il braccio operativo che tocca il cittadino, di mettere in condizioni di partire. Io ricevo continuamente sembra cosiddetto ambulatorio, gente che viene da tutta la Sardegna, disperati. Io famiglie che vengono con i bambini piccoli con la cartella delle tasse dicono se paghiamo questa cartella noi non possiamo comprare da mangiare manco per i bambini. Allora il bricolaggio è di disdire anche l'accordo con Equitalia, perché così facendo il cittadino deve pagare, pagherà, avrà la possibilità, però certamente sa che non gli bloccheremo e non sequestreremo la casa di abitazione. A proposito di questo, tra le priorità secondo lei non occorrerebbe intervenire immediatamente su provvedimenti che stanno arrivando come l'aumento dell'IVA, la Tares nuova che si annuncia un salasso, c'è addirittura l'aumento degli interessi di mora del 15% di Equitalia a partire dal 1° maggio. Infatti, siccome noi l'Equitalia l'abbiamo dismessa e la gestiamo direttamente noi, queste cose si eviteranno. Avete anticipato la Regione che sta facendo. Certamente, la Tares noi la gestiamo in proprio, siamo uno dei primi comuni in Italia, ma perché è la garanzia per il cittadino. La Tares abbiamo chiesto il rinvio comunque fino all'anno 21, ma la cosa scandalosa, sappiate, è l'IMU. Non tanto perché è un tributo giusto l'IMU in se stesso, ma l'IMU che si paga deve essere un introito vero del comune, diventa un introito dello Stato, fate gli esattori, il quale lo Stato stabilisce che quel comune deve incassare 100.000 euro. Se per caso per motivi ne incassa 50,
non è che ne dà 25, deve dare 50.000 comunque allo Stato. Allora, noi diciamo l'IMU, va bene la riduzione dell'IMU, ma noi chiediamo che l'intero importo dell'IMU sia dato ai comuni, perché con queste risorse i comuni possono dare risposte ai servizi sociali, alle persone che stanno male, agli anziani e quant'altro serve per rendere la comunità locale in condizione di poter vivere in maniera civile. Senta, lei ha accennato prima ai grillini, è evidente che lo tsunami 5 Stelle ha provocato anche in Sardegna, insomma, una mezza rivoluzione nei rapporti che conoscevamo tradizionalmente tra i vari partiti, però l'impressione è che dopo le votazioni, dopo un attimo di sconcerto, i due schieramenti, sia il centro-destra che il centro-sinistra, tutto sommato abbiano fatto un po' finta di niente, cioè niente è cambiato, segnali di rinnovamento non ce ne sono. Quali rischi comporta questa? Ma guardi, io ritengo che insomma, il fenomeno del grillismo è un fenomeno reale, dobbiamo tenerne conto tutti, dobbiamo interrogarci perché è avvenuto questo e abbiamo delle responsabilità, tutta la classe politica in generale, però anche su questo voglio fare un'osservazione. Se lei guarda nei grandi comuni dove non c'è il rapporto diretto col cittadino, con l'amministrazione che è eletta, c'è un aumento perché c'è questo malcontento, tutto va male, non è che poi si dice bisogna fare così e così, prevale il fatto di denunciare il malessere, il malcontento. Dove invece il rapporto dell'amministrazione comunale, degli amministratori comunali, maggioranza e minoranza, è diretto col cittadino, il fenomeno si spegne e si trova a livelli normali. Allora questo è un invito che facciamo a tutti quanti noi, cioè noi vogliamo lottare contro il qualunquismo, siamo d'accordo per fare le battaglie per risolvere i problemi che interessano le famiglie, che oggi la disperazione, non c'è lavoro, non c'è occupazione, non c'è sviluppo, non c'è prospettiva, è chiaro che allora il comune rimane il municipio il riferimento e noi dobbiamo essere capaci come amministratori di capire la svolta e di far sì che i municipi siano i protagonisti, coloro i quali guidano questa, chiamiamola fra virgolette, rivolta seria, però di proposta, non solo di denuncia, ma di proposta, indicando le strade che portano a far sì che le risorse devono avere una linea direttrice che portano allo sviluppo, alla crescita, quindi a dare risposte alle famiglie disperate, ai giovani senza lavoro, ma abbiamo detto 1000 volte, no? Noi abbiamo tanti laureati che viaggiano in giro col loro curriculum, dove vanno? Nei ristoranti che chiudono, negli alberghi che non aprono, no? nei bar. Quindi c'è uno sconforto dopo l'impegno di tanti giovani che... Allora bisogna creare le condizioni perché una speranza rinasca e dove il giovane sa che deve diventare protagonista del nuovo e noi dobbiamo aiutare questo percorso, cioè i giovani protagonisti delle scelte, protagonisti della gestione. Ecco, è questo che anche noi come Unione Popolare Cristiana stiamo facendo, creando proprio dei coordinamenti con tanti giovani, laureati, diplomati, in tutte le varie discipline, che insieme riescono a cogliere quelli che sono oggi il malessere della società e che loro che sentono che sono protagonisti devono essere in prima linea per combattere e trovare insieme le soluzioni giuste per una nuova società che deve riproporsi per governare il Paese, le regioni e i comuni. Bene, con questo suo auspicio abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. La ringrazio Antonio Satta per essere stato qui all'Analisi. Grazie a voi. Ovviamente tanti auguri di una Pasqua serena a tutti i telespettatori. Anch'io mi unisco agli auguri a tutti quanti i telespettatori di 5 Stelle Sardegna ovviamente. Esatto. Non confondere col movimento. Non ci confondono col movimento. I nostri auguri sono a tutti quanti coloro che ci ascoltano e alle loro famiglie, sperando che la Pasqua sia di risurrezione, perché dopo Pasqua ci sia davvero una nuova speranza per tutti noi, per la Sardegna e per il nostro Paese. Anche noi andiamo in vacanza per qualche giorno, ci risentiamo martedì prossimo. A tutti buonasera. Buonasera.